Allora, siamo in studio con Luca Tilocca che oggi è venuto a trovarci per parlare del suo ultimo lavoro che è dedicato ad Esulo e alla sua montagna. E appunto parliamo del progetto Sul Sono dessa Montagna che ho voluto scrivere proprio più che altro per affetto per questo paese. Io sono rimasto colpito da Esulo, dalle sue bellezze, dalla loro tradizione, dalla loro ospitalità del Gennargentu, le porte della Barbagia. E quindi gli hai voluto dedicare un brano cantato insieme al coro di Desulo, a un coro di Desulo e anche un videoclip. Sì, abbiamo realizzato il brano, l'ho scritto insieme a Gianfranco Fodè, mio caro amico e musicista di Tissi, e ho chiesto la collaborazione del coro Padentes e di Desulo, che ringrazio. L'ho scelto perché sono molto bravi, sono un coro molto preparato e soprattutto è un coro di amici, un coro, oltre ad essere un coro è una famiglia. E abbiamo realizzato un videoclip di 4 minuti dove ci sono scene di altri tempi, abbiamo filmato nei 3 rioni del paese, Ovolaccio, Issiria e ad Azuai. Che è questa zona in Traballasa con il suo spettacolo di Esadone? Allora, questo spettacolo io trabalho in tutta la Sardegna, trabalho con 2 agenzie di spettacolo, io ando in piatta e canto Fabrizio De Andrelis in tutto, e poi ha fatto pure questo progetto in Limbasalla, che sono affezionato a cantare in sardo. È in sta provincia di Aristaisi? Provincia di Oristano, Meda. Infatti no che mi segui un'agenzia de Borore, che ricofrava Marco Tatti, mi segui lo spettacolo sardo. E speriamo pure di fare qualche cosa con suo coro Padentes e il suo gruppo folk Sant'Antonio Abate che ha partecipato al suo videoclip. Canto di voler subire, vorrei accanto a Aristaisi? Ma iperemo su che in verano. Iperemo su Chitto, poi questa è una bella zona, mia Aristano mi piace Meda tutto sul circondario, questa è una bella zona, questa è una bella di Sardegna. E salutavo su Luca Tilocca, che è veniu in Super TV. Grazie, ciao a tutti.